L'aerodinamica in Formula 1 è dominata da due principali parametri, il carico aerodinamico e la resistenza. Una macchina di Formula 1 è in sostanza l'opposto di un aereo di combattimento. Nel caso di un aereo l'aria tira su, l'aereo la fa volare, mentre nel caso di una macchina di Formula 1 lo spinge sulla terra, così la macchina può andare più velocemente nelle curve. Infatti il carico aerodinamico è così alto che una macchina di Formula 1 può girare nelle curve molto più velocemente di qualunque altra vettura. Inoltre, insieme a un sistema frenante molto efficiente, può decelerare molto più rapidamente di qualsiasi altra vettura. Lo strumento principale per lo sviluppo è una galleria del vento. La galleria del vento è in sostanza un grandissimo tubo. Da una parte c'è una ventola che fa girare l'aria, da un'altra parte c'è un tappeto mobile. Sopra questo tappeto c'è il modello che è il 60% delle dimensioni della macchina reale. La galleria del vento è indispensabile per una progettazione di una macchina di Formula 1. Sarebbe impensabile produrre una macchina competitiva senza una buona galleria del vento. La galleria cerca di produrre bene le condizioni di pista, ma non è una rappresentazione perfetta. Così bisogna fare anche misure in pista per ottenere una correlazione buona tra galleria e realtà. La FIA di recente ha limitato il numero di prove che uno può fare in galleria del vento a 80 per settimana. È diventato quindi molto importante poter scegliere queste prove con molta attenzione e non sprecare prove inutili su componenti che forse non possono funzionare. Una cosa che ci aiuta in questa scelta è il CFD. I CFD sono simulazioni di aerodinamica con i computer. Con CFD possiamo prendere molto più cura nella progettazione aerodinamica perché ci dà molti più dettagli del flusso intorno a singoli componenti e possiamo quindi arrivare a un livello di confidenza molto migliore prima di andare in galleria del vento.